Buonasera amici telespettatori, è un piacere questa sera, siamo nella città di Cividale, BHTV è sinonimo di sport, quindi anche e soprattutto di basket, ed è un piacere questa sera avere come ospite della puntata il coach della squadra di pallacanestro United Eagles Cividale, Stefano Pillastrini. Benvenuto. Grazie. Benvenuto Stefano. Grande piacere. È un coach, io ho qui un libro, è anche uno scrittore, Antonella. Uno scrittore, sì. Qui tu mi hai dato un sacco di roba, mi hai dato un pallone di basket, un libro, Infatti questo è la storia, diciamo, che ha voluto scrivere Stefano, dei suoi quanti anni ormai? Da capo allenatore sono 31 anni. 31 anni. Poi prima gli anni da assistente, di settore giovanile e prima ancora da quando, non certamente a livello professionistico, però giocavo da ragazzino, quindi praticamente tutta la mia vita. Ha voluto raccogliere le sue memorie in questo libro che, lo ricordiamo, il ricavato delle vendite andrà devoluto in beneficenza alla Casa della Carità in provincia di Bologna, esatto, giusto? Nel mio quartiere dove sono cresciuto e dove sono nato. E infatti Stefano non è solo Pillastrini. Antonella, no? E il libro si intitola Pilla Canestro, Pilla Canestro, bellissimo, appunti di basket di un coach partito dai campetti. Sì, perché questa è un po' la mia, diciamo, questo libro vuol dire che la pallacanestro ha riempito totalmente la mia vita. Io ho iniziato da ragazzino come appassionato, come tanti, a giocare a pallacanestro e ho vissuto la pallacanestro veramente in maniera totale. In più, diciamo, la mia vita ha preso anche un'impronta molto condizionata da pallacanestro. Sui campi da pallacanestro ho conosciuto anche mia moglie, i miei figli, 2 maschi hanno giocato, il grande ha cominciato anche a fare l'allenatore e in generale, diciamo, anche l'altra mia attività, oltre a fare l'allenatore, che è organizzare i camp estivi, l'ho iniziata grazie alla pallacanestro, quindi la pallacanestro per me è stata una cosa importantissima, lo è tuttora, e quindi così mi è piaciuto dare questo titolo, così, che rappresenta il fatto che la pallacanestro è il centro della mia vita. Cresciuto a pane basket, esatto, infatti. Esatto. E lei cita appunto nel libro, il basket è più di uno sport, è meglio di un gioco, è un'allegoria della vita stessa. Beh, io credo che quando una cosa viene fatta con grande partecipazione, grande impegno, è una fetta importante della vita. Poi gli sport di squadra, la pallacanestro perché è la mia passione, però io credo che tutti gli sport di squadra, quando sono vissuti in maniera totale, e credo che chi fa l'allenatore, chi lo fa diventare un mestiere, perché poi la cosa particolare è che quando una passione diventa un lavoro, poi ti coinvolge completamente, perché non è più solo il fatto professionale, ma c'è proprio l'emozione, c'è il coinvolgimento totale. E quindi la pallacanestro ha tutte queste caratteristiche: le relazioni con gli altri, la pressione, le vittorie, le sconfitte, il lavorare insieme per ottenere degli obiettivi, il seminare per poi raccogliere, tutte quelle cose che fanno parte poi della vita, credo, in qualsiasi ambito, sicuramente nella pallacanestro. Ecco, ricordiamo brevemente un po' tutte le varie stagioni, magari le Fortitudo Bologna, Cervia, Modena, Pesaro, Udine nel 2003, 2002-2003, chiedo scusa. Nel 98-99 a Montecatini vince il premio come allenatore dell'anno, premio dato dalla Lega Serie A Pallacanestro, e nella stagione 2005-2006 ha vinto il premio Reverberi, che è un po' l'Oscar del basket, come allenatore dell'anno. No, guarda, il curriculum di Stefano Pillastrini bisognerebbe leggerlo e impiegare l'intero tempo, no? È veramente molto molto interessante. Voglio chiederti, coach, l'allenatore è comunque anche un educatore, specie nel momento in cui tra i tuoi giocatori ci sono dei ragazzi, dei giovani, magari anche minorenni addirittura, oppure appena di 18, 19, 20 anni. Ecco, come ti poni rispetto al fatto di essere anche un educatore? Come senti dentro di te appunto questa responsabilità?
Guarda, è una cosa bella, importantissima e di grande responsabilità, direi principalmente per chi allena i settori giovanili, perché è chiaro che credo che chiunque abbia fatto sport sa che il proprio allenatore, non dico che vale quanto i genitori, probabilmente però vale più degli insegnanti a scuola, è un riferimento, un esempio, così, i messaggi che trasmette sono messaggi fondamentali e questa responsabilità è giusto che noi la sentiamo. Quando poi fai il professionista hai questa responsabilità, perché comunque i giocatori seguono le tue indicazioni e comunque tu puoi dare tanti messaggi, ma in più c'è anche una dimensione pubblica, e la dimensione pubblica, i comportamenti, gli atteggiamenti condizionano anche tante persone, tanta gente, e sicuramente mandare messaggi educativi seri, corretti, è una cosa importante. Credo che ognuno di noi la debba sentire e debba cercare di avere rispetto di questa cosa, rispetto delle persone, rispetto degli ambienti e anche rispetto del proprio sport, perché comunque il trasmettere la voglia di fare sport con energia, con piacere, con voglia di ottenere qualcosa che sia figlio di un lavoro profondo, non di casualità, non di solo di utilizzare i giocatori che hai per quello che sanno fare, ma cercare di insegnarli, di migliorarli, di portare una crescita, sia una cosa bella, la cosa più affascinante del nostro lavoro. Infatti una delle cose che tu ami di più è essere un po' un talent scout, no? Cioè a te piace molto il reclutamento, che è un tratto distintivo di vivere, quindi la ricerca, l'identificazione e la valorizzazione di un ragazzo sconosciuto che potrebbe arrivare a livelli molto importanti. Sai, io nasco come allenatore di giovanili e quando alleni dei giovani sai che devi lavorare sulle potenzialità, cioè non lavori su quello che sanno fare oggi, ma devi cercare di capire quello che possono fare domani. E questa è una cosa che mi sono tirato dietro e devo dire che nella mia carriera, quando ho avuto la fortuna di avere delle stagioni positive, quasi sempre sono coincise con l'esplosione di qualche giovane, e questa è una cosa che mi viene riconosciuta, perché quando sento parlare di me, sento parlare dell'allenatore dei giovani. Ovviamente non è così, cioè se ho qualche veterano bravo mi sono spesso trovato bene, ho allenato giocatori straordinari e di questo sono orgoglioso e mi sono trovato bene, però il piacere che ho quando alleno un ragazzo che magari viene, che è considerato X e l'anno dopo è considerato di più, o magari va a giocare in nazionale, o magari ha delle soddisfazioni, sinceramente la sento molto come una cosa bella per me, quindi è vero che io ho piacere di fare questo. E Luca Maggitti, appunto, nel suo libro in cui ha collaborato, scrive: ammiro questo mastodontico allenatore che non ha mai avuto paura di ripartire dalla Serie B pur avendo allenato in Eurolega. Quindi sì, questa sua umiltà, chiamiamola in un certo senso, certo, di accettare solo quello che la emoziona. Ci vuole. Allora, intanto Luca è stato veramente, senza che lui me lo suggerisse, non avrei mai pensato di fare un libro. Quindi Luca Maggitti è stato quello che mi ha ispirato e mi ha detto: guarda che tu mi ha fatto capire che io avevo avuto una carriera molto particolare, che era passato attraverso le grandi piazze, i piccoli centri, le varie categorie, e mi ha detto: ma tu devi raccontare la tua storia. Io non avrei mai pensato di scrivere un libro, e invece nello scriverlo mi sono appassionato, mi è piaciuto e sono contento e riconoscente a Luca di questo assist e suggerimento che mi ha fatto. Questa cosa di partire, tu hai parlato di umiltà, io credo che l'umiltà sia una cosa molto importante, ma in realtà forse questo nasce un po' dal fatto invece che mi piace molto essere al centro dei progetti, ed è molto più facile quando si parte da un livello più basso, quando si parte da delle categorie inferiori. Non ho mai avuto paura, è la quinta volta io questa Cividale che scendo in Serie B, e l'ho fatto quando, uscendo dalla Scavolini, che eravamo arrivati alle top 16 di Eurolega, sono andato a Montegranaro in Serie B, mi hanno preso per pazzo, ho detto: ma perché fare una scelta così? Ed era proprio perché volevo ripartire da zero. Ogni volta che l'ho fatto sono stato contento. A Montegranaro abbiamo vinto la B, poi abbiamo vinto la 2, siamo andati bene. Altre volte ho avuto così questa, che non è proprio un'umiltà, ma è una voglia di voler
di voler fare le cose un po' come mi piace farle, e sono sempre stato contento. Quindi è vero che mi piace partire dalle fondamenta, questo è sicuro. Mi piace mettere le basi in situazioni dove il risultato non è al primo posto. Io credo che sia successo quando il risultato è la conseguenza del lavoro, non si deve essere schiavi del risultato, si può anche sbagliare, correggere gli errori, costruire, e questa è la cosa che a me piace, quindi per questo non ho nessuna paura a partire dalla Serie B, a partire dal basso per poi provare a salire. Infatti dal 2020 allenatore della nuova United Eagles Cividale ha accettato un progetto di Davide Micalic molto articolato, che ha sposato con entusiasmo, perché non c'è solo la squadra, ma c'è anche il progetto di una formazione femminile e la ristrutturazione di una palazzina concessa dal comune di Cividale, dove ci sarà un campus per i giovani ispirato ai modelli di oltreoceano. Guarda, Davide Micalic, che qui in Friuli, ma non solo in Friuli, è una persona molto conosciuta, però io e lui ci conosciamo veramente da tanto. Lui addirittura era nelle nazionali giovanili quando io, giovane allenatore, lui ragazzino. Io facevo l'assistente di quella nazionale di Mario Blasone, peraltro era allenatore di Udine, certo. Famosissimo e conosciutissimo, e Davide era giocatore, l'ho conosciuto allora, poi l'ho ritrovato quando sono venuto a Udine alla Snyder ad allenare, e quando mi ha proposto questo progetto ho capito che era proprio il progetto che piace a me, che non è solo facciamo una squadra e cerchiamo di vincere le partite, ok, questo sì, ma facciamo una squadra e cerchiamo di costruire un qualcosa di duraturo, un qualcosa di profondo, un qualcosa radicato sul territorio in cui i ragazzi locali possano giocare, si possano identificare, i migliori possano anche arrivare in prima squadra, e poi da lì si possa crescere senza valutare il lavoro di domenica in domenica. Poi dopo è chiaro che la domenica vogliamo vincere le partite, è chiaro che saremo valutati dai risultati sempre, e siamo sempre sotto pressione, ma questa adrenalina chi fa l'allenatore è abituato, ed è anche bello che sia così. Però c'è un qualcosa che va oltre, che è appunto le cose che tu hai detto, cioè il costruire qualcosa che sia duraturo e che non sia effimero, perché si può avere una stagione migliore, una stagione peggiore, si può azzeccare un momento positivo. Noi abbiamo avuto una striscia di 10 vittorie consecutive, adesso è un momento in cui facciamo un po' più fatica, questo è normale, questi alti e bassi. Quello che rimane è il fatto che ci sia un lavoro in profondità e si lasciano dei segni, e Davide è molto concentrato su questo. A proposito, coach, prima di andare in pubblicità, che Antonella ci dica che abbiamo terminato la prima parte del tempo a nostra disposizione. So per certo che Davide Micalic non ci ascolta in questo momento. Allora, che cosa gli puoi dire, ovvero qual è il tuo giudizio sulla persona Davide Micalic? Io, quando tu prima hai detto no, io ho una passione sviscerale per la pallacanestro, Davide ama dire io sono malato di pallacanestro, eccetera. Ecco, tu di questo malato di pallacanestro che cosa pensi? Sia il motivo per cui ci siamo trovati insieme, perché abbiamo questa visione uguale del fatto che dobbiamo trasmettere entusiasmo, dobbiamo trasmettere energia. Questa è una cosa contagiosa, non è un momento bello per parlare di contagi, però nella pallacanestro il fatto di trasmettere al nostro territorio, dove lavoriamo, la passione, l'amore per quello che facciamo appartiene a entrambi, ed è una cosa che ci ha unito. E è chiaro, lui sta facendo un'impresa, perché in questo momento trovare gente che finanzia, che sostiene un'attività in un momento nuova, in un momento difficile come questo, ci vuole un visionario come lui è. Però mi è veramente piaciuta la sua voglia di fare, e sinceramente adesso, dopo un anno, sono molto contento. Facciamo un attimo di pausa e ritorniamo fra poco. Restate con noi, non andate via. Da oltre 30 anni, Gesteco progetta e sviluppa soluzioni integrate per l'ambiente,
offrendo servizi a 360 gradi con uno sguardo sempre attento all'innovazione. Gesteco è la società del gruppo Luci che si è conquistata una posizione di assoluto prestigio nel panorama della ricerca e degli interventi concreti nel campo ambientale. Serietà, altissima competenza e affidabilità, con un'elevata propensione all'innovazione di tecniche e materiali. Gesteco scende in campo con le United Eagles Basketball Cividale. Dopo la partita vuoi gustarti la pizza più buona di Cividale? Una pizza leggera e digeribile? Vieni da Floor 2020, pizzeria a Cividale del Friuli in via San Giorgio 74. Menù degustazione di stagione, degustazione pizza, pizza gourmet con ingredienti a chilometri zero, dolci speciali, ampio giardino e grande parcheggio privato. Floor 2020 a Cividale del Friuli. Per la tua prenotazione chiama allo 0432 41 65 30. Terminal Nord Medical Center, l'ambulatorio polispecialistico per te e la tua famiglia. Dall'odontoiatria di qualità fino alla chirurgia plastica ed estetica. Terminal Nord Medical Center, ci prenderemo cura di voi e della vostra salute. A Udine, in via Giovanni Paolo II 15. Telefono 0432 48 18 49. Terminal Nord Medical Center. CDA, da oltre 40 anni ci prendiamo cura della tua pausa. CDA, gestione distributori automatici. Talmassons Udine. www.cda.it. Persone che difficilmente, così non ha neanche tanto senso nominare perché non sono conosciuti, i miei primi allenatori, le persone a cui così all'inizio mi hanno trasmesso la passione e la voglia di fare basket. Poi ho avuto delle situazioni nella mia carriera fortunate, nel senso che io sono cresciuto a Bologna, che è considerata, lo era di più quando io comunque ero ragazzo, la città del basket, la città in cui la pallacanestro in Italia si è sviluppata più che negli altri posti ed era amata e seguita più degli altri posti. Io sono cresciuto alla Fortitudo, poi ho allenato sia la Fortitudo Bologna che la Virtus Bologna, che sono le due grandi rivali nella mia città. Però in quella situazione, quando io ero ragazzino, giocatore e vivevo veramente di pallacanestro e già sognavo di fare l'allenatore, a Bologna c'erano probabilmente i due migliori allenatori d'Europa. C'era Dan Peterson, conosciutissimo anche al di fuori dell'ambiente del basket, che allenava la Virtus, e il professor Nikolic, un'icona nel mondo della pallacanestro, che allenava la Fortitudo. E ricordo i miei pomeriggi al Paladozza quando ero ragazzino a vedere prima un allenamento e poi l'altro e vedere questi allenatori straordinari, e per me erano, cioè vedere i loro allenamenti, vedere non solo la parte tecnica ma come correggevano, come punivano gli errori, come si approcciavano, due modi completamente diversi. E lì ho imparato la prima cosa, la prima lezione per un ragazzo che voleva allenare, una lezione importante, che con due modi totalmente diversi si poteva avere successo. Quindi avrei dovuto avere il mio modo e essere coerente, non copiare, ma ispirarmi magari a qualche cosa, ma avere il mio sistema. E quella è stata la prima lezione da due che sono stati grandi maestri. Poi dopo, quando ho cominciato a allenare, l'anno che io andai ad allenare proprio le giovanili della Fortitudo, avevo 22 anni ed ho avuto questa chiamata, questo privilegio di andare a allenare proprio nella società per cui avevo sempre tifato. Alla Virtus, cioè agli avversari, arrivò a allenare Ettore Messina, che oggi è il miglior allenatore d'Europa, probabilmente, sicuramente l'allenatore più importante, e io ho avuto la fortuna, nella mia crescita, di fare tutti i derby giovanili dove io allenavo la Fortitudo e Ettore Messina era sulla panchina della Virtus. E quello per me è stata una scuola incredibile, perché ovviamente sono cresciuto
con il principale rivale, perché a Bologna anche a livello giovanile un derby è una partita sentita particolarmente, contro quello che poi sarebbe diventato il migliore, e quindi è chiaro che anche quello è un grande privilegio. E poi nella carriera dopo ho avuto tante situazioni, ripeto che non è difficile citarle tutte, però ho avuto veramente la fortuna di avere tante persone da cui imparare e che sono state determinanti nella mia carriera. Parliamo invece di 3 tuoi colleghi attuali, tuttora in servizio. Io personalmente, prima di te, ho avuto la fortuna di trascorrere del tempo e di apprendere tante cose da 3 tuoi colleghi: Cesare Pancotto, Matteo Boniciolli e Lino Lardo, 3 con i quali abbiamo anche 3 belle differenti amicizie, 3 persone, una differente dall'altra, però per me, ed esprimo la mia considerazione, sicuramente 3 personaggi di massimo livello. Tu cosa pensi di questi 3 miei amici? Beh, non si può che pensare bene. Cesare è il decano, il veterano degli allenatori italiani, ha una carriera straordinariamente lunga, credo che sia l'allenatore che ha più presenza in Serie A, un allenatore concreto, serio, quasi sempre direi porta la squadra dove deve, e ha navigato in 1000 situazioni, dai livelli minori fino alla Serie A, dove ha fatto credo sia l'allenatore con più panchine in Serie A, e quindi oltre che essere una persona squisita è veramente un veterano di grandissimo livello. Matteo Boniciolli, più o meno mio coetaneo, credo che abbia un anno meno di me, sì. Con lui già ci si vedeva nei settori giovanili, e poi siamo cresciuti insieme, ci siamo scontrati 1000 volte anche nei playoff. Lui allenava la Snyder, io la Scavolini, lui allenava la Fortitudo, io allenavo la Scavolini, ancora abbiamo fatto anche una semifinale di Coppa Italia e forse un quarto di finale, una finale di Supercoppa. Ci siamo incontrati in Eurolega quando lui era sempre alla Fortitudo di Pesaro, poi ultimamente quando io ero a Treviso e lui alla Fortitudo ancora ci siamo incontrati, quindi un avversario di veramente tante battaglie, sempre difficili, sempre combattute, sempre un grande lavoratore, un bravissimo allenatore. Il terzo è Lino Lardo. Guarda, con Lino ci siamo scontrati tante volte, ma la cosa particolare è che il mio primo corso allenatori è stato nel 1980, pensa, a Rieti, e ho conosciuto Lino, che nonostante poi abbia fatto la carriera da giocatore, quindi quella volta lui ha 2 anni più di me, quindi io avevo 19 anni, io avevo fatto la maturità, ero andato a questo corso, lui c'era, e poi dopo l'ho rivisto un paio d'anni dopo che giocava in Serie A, poi ha fatto questa carriera in Serie A e dopo ha fatto l'allenatore, quindi pensa che vecchia conoscenza, amicizia, ci siamo scontrati tante volte, un allenatore sicuramente diverso almeno da Boniciolli molto, cioè un allenatore, l'ex giocatore che porta la sua esperienza da allenatore, mentre Boniciolli è un allenatore che viene proprio dalle giovanili, più come sono io, però diciamo anche lui un ottimo allenatore. Matteo Ferrari nel libro, sempre nel tuo libro dove ha anche lui un intervento, scrive: l'unico coach che puntuale come un orologio svizzero al primo canestro si toglie la giacca. Un atto scaramantico? No, è un atto che la giacca mi dà fastidio. Penso che sono stati un'abitudine presa negli anni in cui c'era questo mito dell'immagine, e quindi l'allenatore doveva andare in panchina in giacca e cravatta, i club ti obbligavano ad andare in panchina in giacca e cravatta. Io non supporto la mia corporatura si vede, costretto in una giacca non ci sto bene, allora una volta che iniziava la partita me la toglievo e cominciavo, quindi non è scaramanzia ma è semplicemente comodità. È libertà di poter vincere. Parliamo della moglie Michela, anche lei donna di basket, e parliamo del camp. Vi siete conosciuti in questa... Sì, no, non è proprio così. Noi ci siamo conosciuti a un camp, lei però così, lei ha 7 anni meno di me, io ero giovanissimo allenatore, lei giocava, ma quella volta è stata una conoscenza così, in cui lei mi ha visto, io
non è che me la ricordavo così tanto perché nel camp ci sono tanti ragazzini. Lei si ricordava di me, ci siamo rincontrati diversi anni dopo, quando lei era già giocatrice, giocava nella squadra di Cervia in Serie B, mi sembra quella volta. Io già facevo l'allenatore, il vice allenatore in prima squadra, e lì è nato la nostra. Però ci siamo conosciuti perché comunque grazie comunque alla pallacanestro, perché lei giocava per una squadra allenata da un mio amico, abbiamo avuto così l'occasione di vederci, e poi le prime volte parlavamo di pallacanestro perché avevamo ambienti di pallacanestro, poi dopo da lì è nata una simpatia, poi dopo anche una famiglia che dopo siamo a 28 anni di matrimonio, quindi insomma qualche giorno l'abbiamo passato insieme. E il discorso del camp nostro è nato proprio dal fatto che, a parte il mio mestiere di allenatore, a parte le sue attività, volevamo fare una cosa insieme, una cosa che ci unisse, e abbiamo cominciato nel 92, anno in cui io sono uscito dal rapporto con la Fortitudo ed ero fermo. Ci è venuta l'idea di fare questi camp, allora non erano così diffusi come oggi e soprattutto non erano quasi mai collegati a una vacanza. Noi abbiamo avuto questa idea, è un'idea vincente, nel senso che adesso siamo al 2021, abbiamo cominciato nel 92, abbiamo ingrandito molto, siamo diventati Eurocamp, abbiamo soci, facciamo camp di basket, di pallavolo, di calcio, di mille altre cose, e da lì è nata un'attività che è complementare al fatto di allenare, che riempie le mie estati, ed è un posto sinceramente di cui siamo molto contenti e orgogliosi, e mi permette anche di fare delle scelte come allenatore, diciamo, che non siano solo legate alla professione. Cioè, se io devo stare fermo una stagione perché non ho un'occasione che mi piace, non devo allenare perché quello è il mio unico lavoro, perché ho un'altra attività, e se non ho situazioni che mi danno soddisfazione non le prendo, perché comunque posso lavorare nell'altra cosa. Questo credo che per uno che fa l'allenatore avere un piano B e la possibilità di scegliere ti porti a evitare molte figuracce, perché poi quando devi allenare una squadra che non sei convinto, in un contesto che non ti piace, ma stai a casa che non fai niente e quindi sai quell'offerta lì la prendi, non credo che sia una cosa produttiva. Credo che la fortuna di crearsi un'alternativa che ti permette di aspettare il momento giusto e l'offerta giusta sia una cosa importante. Questo va bene poi in tutta la vita, in tutte le situazioni, ovviamente, non solo in quella in cui giustamente dici della tua attività di basket. Ma chi desiderasse avere qualche informazione in più sui camp di quest'estate 2021 di Stefano Pillastrini, dove trova le informazioni? www.eurocamp.it, ci sono tutte le informazioni del caso. Facciamo diversi camp per il mini basket, per i ragazzi più grandi, anche adesso un camp per aiutare i ragazzi nel difficile passaggio dalle giovanili alle prime squadre, quindi un camp di specializzazione per ragazzi più grandi, in cui in tutti questi camp sicuramente curiamo la parte tecnico-tattica, atletica, ma anche molto l'aspetto mentale, che sta diventando veramente molto importante per i ragazzi. Quindi il camp non è che uno in una settimana può diventare un campione, non può essere quello, però uno può imparare ad allenarsi, imparare a rapportarsi con un contesto che fa parte di allenatori, di compagni, di ambienti, eccetera, e il camp può aiutare molto ad approcciarsi nel modo giusto a chi vuole fare il giocatore. Parliamo quindi di valori. Di valori, e anche, sai, quando parli di ragazzi, ci sono ragazzi che aspirano a diventare campioni, certo, e bisogna avere un approccio con loro giusto, che non sia illusorio, ma che sia però che ti dia la possibilità di realizzarti. Nello stesso tempo hai ragazzi che invece giocano per il gusto di giocare, per il piacere, e sanno che non sarà il loro lavoro, però comunque lo vogliono fare bene, e nei camp devi avere queste due velocità, questi due atteggiamenti diversi. Ricordiamo, coach, che per esempio nel mondo del calcio
uno ogni 10.000 arriva a diventare Serie A o Serie B. Questi sono i numeri statistici, quindi bisogna anche capire che se ce ne sono 10.000 ce ne sono 9.999 che non arriveranno lì, e quindi bisogna che le famiglie sappiano come comportarsi con i propri figli che non arrivano, che è la stragrande maggioranza rispetto a quello che diventerà, che ne so, Totò di Natale, Dino Meneghino o diciamo chiunque. Ed è importantissimo che per gli altri 9.999 sia un'esperienza importante, educativa, positiva, cioè non deve essere che alla fine abbiamo ragazzi delusi, esatto, ma dobbiamo far sì che abbiano fatto un'esperienza di vita insieme a altri, aver costruito qualcosa e sappiano poi portare tutte le cose che insegna lo sport, stare in un gruppo, lottare insieme per ottenere un obiettivo, avere un proprio ruolo, tutti questi valori appunto che lo sport può trasmettere, e non deve essere solo una cosa per aspiranti campioni. Nello stesso tempo non devono essere penalizzati quelli che lo possono fare di lavoro, perché deve essere incentivato quello. Insomma, è un lavoro non facile, diciamo, un lavoro che deve avere 1000 attenzioni, e per questo lavoro bellissimo. È una sensibilità, non indifferente. www.eurocamp.it. Stefano, quindi con questa sensibilità che ti contraddistingue, abbiamo imparato a conoscerti forse da un aspetto che non conoscevamo semplicemente guardandoti all'azione. Ho il mio solito aforisma dedicato al cinema di Woody Allen, che cita: il cinema si ispira alla vita mentre la vita si ispira alla televisione. E a te che cosa ispira la tua vita? La voglia di costruire qualcosa, la voglia di lasciare un segno, la voglia di fare un qualcosa che va al di là della soddisfazione di quel momento. Guarda, prima abbiamo citato Asa Nikolic, che è stato uno dei grandi maestri della pallacanestro europea, che diceva: la bravura di un allenatore si vede quando va via, perché si vede quello che lascia, si vede quello che... Tante volte un allenatore va via da una squadra e l'anno dopo la squadra va male, e magari qualcuno, o delle volte l'allenatore stesso, è contento che la squadra vada male. Io, quando vado via da un posto e l'anno dopo fanno meglio, sono orgoglioso, perché vuol dire che ho lasciato qualcosa, lasciato il segno, qualcosa. Assolutamente. Certo. E questo è quello che, così, il mio sogno, cioè di lasciare un segno, di essere un qualcosa, di creare un qualcosa che possa avere un futuro, che possa avere un albero che cresca e che dia frutti anche quando io farò altro. Questa è anche grande, Antonella, permettimi, professionalità e grande altruismo. Posso raccontarti per esempio del Pordenone Calcio che si è salvato. Il giorno dopo la salvezza del Pordenone Calcio sento Attilio Tesser, allenatore esonerato, e gli ho detto: beh, sei rimasto contento o deluso? Speravi, gufavi che andassero giù o che rimanessero? E lui mi ha risposto: sono felicissimo e ho tifato fino al triplice fischio finale dell'ultima partita perché ciò accadesse, nonostante l'esonero che sappiamo nel mondo degli allenatori purtroppo esiste, ci sta, e alle volte si deve anche accettare. Grande professionalità, grande altruismo. Grazie. Purtroppo siamo in chiusura, grazie Stefano Pillastrini per questa intervista, grazie a Daniele D'Amele, a Francesco Tonizio, e scusa che abbiamo fatto un po' tardi oggi. Grazie per la collaborazione, grazie telespettatori, arrivederci alla prossima settimana, restate con noi. Buonasera, desideriamo approfondire il tema delle prestazioni sportive e in che modo sia possibile migliorarle. Abbiamo ospite il dottor Matteo Bonori, osteopata e fisioterapista. Buonasera dottore. Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a lei per partecipare. Lei è l'ideatore di un metodo innovativo in grado di dare una marcia in più alle performance agonistiche ma anche amatoriali. E sì. Lei ha ideato appunto questo metodo. Vorrebbe spiegarci ai telespettatori che cos'è il metodo Bonori? Sì, questo metodo è nato un po' dalla mia esperienza personale di un problema alle anche. Io praticamente ho avuto la displasia congenita delle anche e quindi mi sono trovato a cercare di curare me stesso e circa 5-6 anni fa ho ideato una tecnica che va a migliorare la mobilità delle anche in modo significativo, una tecnica di stretching capsulare che va a migliorare in modo, come dicevo, significativo la mobilità delle anche. Questo permette quindi agli atleti di essere più sciolti. Quindi un corpo più sciolto è un corpo che fa meno fatica nel muoversi e quindi consuma meno energia e quindi permette di migliorare la performance. Dopo, assieme a questa tecnica di stretching capsulare, ho iniziato a utilizzare le onde d'urto radiali. Le onde d'urto sono onde acustiche che vanno a attraversare i muscoli e permettono di migliorare la loro flessibilità. Quindi il muscolo diventa più elastico, quindi il corpo diventa più elastico. Quindi nel correre la persona si sente più sciolta e fa meno fatica e le prestazioni migliorano, visto che migliorano in modo significativo sia per quanto riguarda la forza e la resistenza. Ecco. Grazie. Abbiamo anche con noi questa sera il dottor Bardasi. Buonasera dottore. Grazie dell'invito. Anche a lei alcune domande. Quindi lei opera assieme al dottor Bonori da diverso tempo e vorrebbe cortesemente spiegarci in cosa consiste una seduta, quante sedute sono necessarie e quanto durano i benefici. Allora, per quanto riguarda l'applicazione delle onde d'urto radiali, succede questo, che a livello microscopico locale la stimolazione con le onde d'urto è paragonabile a una sorta di micro-idromassaggio profondo sui tessuti e sulle cellule. Questo è in grado di andare a indurre su queste ultime e far reagire positivamente le cellule con la produzione di sostanze ad azione antinfiammatoria e fattori di crescita, che stimolano la rigenerazione dei tessuti stessi a partire dalle cellule staminali. Questo è efficace, molto efficace dal punto di vista dell'applicazione del protocollo su determinate zone muscolari del nostro corpo. Si ottiene così un effetto in primis di andare a stimolare il sistema neurovegetativo e andare anche a un suo riequilibrio. Infatti l'onde d'urto si sa che generano effetti biochimici e neuromodulatori, però mai nessuno aveva pensato di utilizzarle in modo così totalitario per avere degli effetti sistemici sul corpo. Per quanto riguarda l'applicazione dell'onda d'urto, le sedute o il numero di sedute che vengono effettuate va un po' in base anche al paziente. I pazienti settimanalmente fanno una seduta, la ripetono per circa 2 mesi ogni settimana e poi si può parlare anche di un piccolo mantenimento che potrebbe essere anche fatto anche una volta ogni 20 giorni, ogni 30 giorni. Molto bene. Dottor Bonori, però questo metodo è una cosa molto importante, non è efficace solo per il miglioramento delle prestazioni sportive, potrebbe indicarci anche tutti gli altri campi di applicazione. Sì, io vedendo questi miglioramenti con gli atleti ho pensato di applicare le onde d'urto anche ai malati che più di tutti hanno bisogno di forza. E i primi malati che ho iniziato a trattare sono stati i malati di Parkinson, quindi che hanno una muscolatura che diventa sempre più rigida. Quindi, come dicevo, il corpo rigido fa più fatica a muoversi. E iniziando a trattare una signora che faceva fatica a camminare, che faceva solo 500 metri, dopo poche sedute, dopo 4-5 sedute, riusciva a camminare anche 4-5 chilometri. Quindi da lì poi ho iniziato a trattare i malati di sclerosi multipla. E anche qua la sorpresa è stata grande perché
la forza in alcuni casi migliorava in modo incredibile. Ricordo la prima signora che io ho trattato, faceva fatica ad alzare la gamba, portarla sul lettino, e dopo poche sedute riusciva a farlo in modo autonomo. Dopo, ripeto, i risultati sono sempre soggettivi, e una persona è sempre diversa dall'altra, risponde in modo diverso. Comunque sta di fatto che, trattando in modo sistemico tutto il corpo con le onde d'urto, quindi vado a trattare in modo completo tutto il sistema miofasciale, ecco, questo migliora. Tutti i sistemi del corpo sono tutti interconnessi uno all'altro, quindi se migliora il sistema miofasciale può migliorare il sistema circolatorio e via via anche tutti gli altri sistemi. Ecco. Possiamo dare indicazioni, diciamo, in chiusura ai telespettatori su riferimento del vostro sito, dove possono andare a vedere eventualmente dove trovarvi? No, ecco, il nostro sito è www.metodobonori.com e lì possono trovare tutti i contatti di tutti i centri un po' sparsi un po' in tutta Italia, che ad oggi sono più di 20 centri. Ecco. Grazie dottor Bonori. Grazie a lei. Grazie al dottor Bardasi, Grazie a loro. Per aver dato questa preziosa informazione. Abbiamo dato la possibilità a numerosi ascoltatori di trovare un'eventuale soluzione per risolvere delle problematiche. Grazie ancora per il vostro intervento, dottor Bonori. Buonasera. Grazie a voi. Buonasera. Grazie.